Nella settimana di San Martino e per tutto il mese di novembre, Padova ed il Veneto rivivono la tradizione gastronomica dell'oca. Chi non mangia l'oca a San Martino non vede il becco di un quattrin. Renato ci ha ricordato un vecchio proverbio veneto legato all'inizio e alla fine dell'annata agraria. San Martino era il capodanno per gli agricoltori, il momento in cui si arrivava in un podere e si lasciava il podere, il momento in cui si pagava l'affitto. L'affitto era in grossa parte pagato in natura e l'oca era una parte fondamentale di questo pagamento. Importantissime sono il prosciutto d'oca e l'oca in onto. L'oca in onto è un'oca che è conservata nel suo strutto e poi ritroverà la luce in primavera assieme ai primi piselli di primavera. Un altro proverbio a proposito di San Martino recita: a San Martino ogni mosto è vino. Andando lungo le strade del vino d'Italia, lungo le strade del vino dei nostri coniuganei, noi in questi giorni sentiamo un'atmosfera frizzante e piena di profumi di fermentazione. Andando nei locali possiamo incontrare e gustare l'oca, auspicio di buona fortuna. L'oca e San Martino sono legati nella storia da 1500 anni, forse più. Oggi, non essendo San Martino, potrò cucinarvi qualche preparazione a base di oca. Vi prego di venire con me. Allora, parliamo di oca, parliamo di ragù d'oca, in questo caso in un risotto che viene cosparso con della marmellata di pepi e delle gocce di salsa di cacao. Nel frattempo vi faremo vedere uno spunto degustativo, per cui un'oca intera glassata al forno con un caramello al miele e delle scorzette di arancia, delle mandorle, insomma qualche idea, qualche spunto per una preparazione un po' inconsueta. Facciamo rosolare la cipolla con un filo di olio, aggiungiamo del riso e facciamo tostare per bene. Bagniamo con del vino bianco abbondantemente, un brodo con della gallina e dell'oca, marmellata di pepi, viene diluita con un goccino di acqua. Nella parte superiore verrà versata qualche piccola goccia di una salsa al cacao appena zuccherata. Il ragù andiamo ad unirlo al riso. Benissimo, il risotto è pronto. Mettiamo alla base del piatto un leggerissimo strato di marmellata diluita di pepi. Mettiamo il risotto, qualche goccia di salsa di cacao e serviamo il piatto. Spennelliamo questo caramello di miele, succo d'arancia e pochissimo aceto con delle scorze di arancia e di limone verde asciugate a bassa temperatura. Guarniamo con qualche mandorla. Noi suggeriamo di abbinare un sugo di arrosto e un ristretto di arancia rossa. Buon divertimento a tavola, ma soprattutto in cucina.